applausi e gli abbracci alla seconda classificata di Cesena, prima di proseguire. Allora, un po' di numeri, 20 gol fatti, nessuno subito. Ecco già il fermento del pubblico, avete capito chi sono? Sono i ragazzi, i giovani del Torino! E vistono l'esperienza, i risultati dell'anno scorso. Eccoli gli eroi della data, premiati all'assessore alle politiche giovanili e alla comunicazione del comune di Castelvolto, Stefano Coronari. In particolare un applauso per la mascotta Nicolò! A dire due parole su questo torneo, alla luce anche della sua nomina, diciamo, come per le politiche giovanili, di rivedere tutti questi bambini divertirsi, due parole. Bellissimo, io voglio ringraziare e congratularmi con lo Sporting che ha organizzato questa bellissima iniziativa. Voglio salutare anche e ringraziare le società che hanno partecipato, tutti i ragazzi e i genitori che con la loro passione ci hanno regalato 2 giorni di sport veramente bello, sano e leale, come sempre dovrebbe essere. Grazie a tutti voi. Grazie all'assessore, lascio l'ultima per adesso, forse io qualcosa dirò ancora, a Vannes Rigatieri, presidente dello Sporting. Buonasera a tutti, solo 2 parole di ringraziamento a chiusura di questa manifestazione. Un doveroso ringraziamento alle società che hanno accettato l'invito a partecipare, un ringraziamento a voi qui presenti. Spero di potervi incontrare al più presto alla prossima manifestazione. Grazie a tutti anche per l'emozione e l'entusiasmo che ci avete messo. Grazie, arrivederci.